Buongiorno e benvenuti all'appuntamento delle 12:30 con l'informazione su Telefriuli. Certezza delle dosi dei vaccini e dei tempi, ma anche ampliamento dei professionisti che possono vaccinare. Sono le richieste che il Presidente Fedriga ha espresso nel corso del primo vertice tra Regioni e Governo sulla campagna vaccinale. Primo vertice tra Regioni e Governo sulla campagna vaccinale. All'incontro erano presenti il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio e il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, oltre al ministro per gli affari regionali Maria Stella Gelmini e al ministro della Salute Roberto Speranza. Certezza delle dosi dei vaccini e dei tempi, ma anche ampliamento dei professionisti che possono vaccinare. Sono i punti cardine dell'intervento del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in videoconferenza assieme al vice governatore Riccardo Riccardi. Il piano vaccinale, allo stato attuale, ha detto Fedriga, presenta un'applicazione diversa regione per regione, anche a seguito dell'utilizzo del vaccino AstraZeneca che copre la categoria dei servizi essenziali, saltando l'area della vulnerabilità a cui sono dedicati solo Pfizer e Moderna. Fedriga ha poi sollevato il problema della mancanza di professionisti. Va ampliata la possibilità di estendere l'autorizzazione alla somministrazione anche ad altre categorie. Penso ai farmacisti, ma non solo. Un altro punto trattato da Fedriga ha riguardato la posizione geografica della regione al confine con Austria e Slovenia. Noi non transitiamo in quelle aree, ma da quelle zone si muovono per arrivare da noi e questo ci preoccupa. Fedriga ha poi ribadito l'importanza di vaccinare i più fragili e si è detto d'accordo sul fondo di solidarietà proposto, una sorta di scorta di vaccini per i territori che possono essere in difficoltà, ma la riserva, ha detto, deve essere indicata in base al target che ci assegnate. Nuove misure a sostegno delle attività economiche colpite dalle chiusure determinate dalla pandemia arrivano dalla Giunta regionale che si è riunita stamani. L'esecutivo ha approvato una delibera che prevede interventi a favore dei soggetti che hanno subito una perdita del fatturato uguale o superiore al 20%, confrontando l'importo medio mensile del fatturato al 31 dicembre 2019 con l'importo medio mensile del fatturato al 31 dicembre 2020. Di fronte a questo ulteriore sforzo richiesto ai cittadini e alle imprese, ha detto l'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, la Regione non poteva far mancare il proprio immediato supporto. Il provvedimento ristori, approvato oggi in via preliminare dalla Giunta regionale, tiene conto per bar e ristoranti delle diverse limitazioni attualmente imposte alle province di Udine e Gorizia rispetto a Pordenone e Trieste, differenziando gli importi. È evidente però, ha sottolineato Bini, che qualora il Ministero della Salute decretasse la zona arancione per tutto il Friuli Venezia Giulia, i ristori saranno adeguati per l'intero territorio regionale. Le misure, ha concluso Bini, sono suscettibili di ulteriori modifiche in considerazione del mutevole quadro di rischio del contagio da Covid. Maxi operazione della Polizia di Stato di Trieste che ha smantellato una cellula di cittadini extracomunitari dediti al traffico di esseri umani provenienti dalla rotta balcanica. 7 persone arrestate e altre 10 ricercate in tutto il mondo e questo è il bilancio di una complessa operazione di polizia che ha sgominato una cellula con sede a Trieste di cittadini extracomunitari che si occupavano di far arrivare in Europa stranieri, in particolare dal Kurdistan, attraverso la rotta balcanica. Le indagini sono partite da un approfondimento su un cittadino iracheno di 30 anni residente a Trieste, il quale aveva dei collegamenti con Ahmed Hassan alias Aziz Alyaf, uno dei due responsabili dell'attentato del 15 settembre 2017 a Londra, quando un ordigno rudimentale è stato fatto scoppiare nella metropolitana. La bomba aveva causato 23 feriti ed era stata rivendicata dall'ISIS. La Procura della Repubblica di Trieste, diretta da Antonio De Nicolo con il PM Massimo De Bortoli e la Digos del capoluogo giuliano, supportati dal Servizio per il contrasto all'estremismo e terrorismo esterno, nei giorni scorsi hanno arrestato 7 persone, di cui 2 in paesi europei, tutti cittadini iracheni di etnia curda. Un'altra decina di indagati, sempre stranieri, sono attualmente latitanti. Nel corso dell'indagine la scorsa settimana era stata perquisita anche la sede dell'associazione Linea d'Ombra ODV, gestita da 2 cittadini italiani che si occupa di curare i migranti che passano per Trieste. Al momento non ci sono legami tra l'associazione e la banda criminale. MFS, il trentenne, era la guida dell'organizzazione criminale e si spostava da Trieste, dove vi era una delle cellule del sodalizio, l'Olanda e la Germania, dove è stato arrestato. Le indagini hanno appurato come l'organizzazione era in grado di procurare anche documenti falsi dietro al versamento di ingenti somme di denaro. I migranti curdi
sordi provenienti da Iraq e Siria transitavano e facevano tappa a Trieste per poi essere guidati verso Germania, Francia e Nord Europa. Le indagini hanno documentato decine e decine di casi, tutti caratterizzati da ingenti pagamenti di denaro. La cellula triestina ha aperto anche delle basi logistiche nel nord Italia, tra cui Bolzano, dove sono state estese le perquisizioni. A tutti è stato contestato il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Oggi è l'ultimo giorno in zona gialla per le ex province di Udine e Gorizia, che dalla mezzanotte entreranno, in base all'ordinanza regionale, in zona arancione. Per Pordenone e Trieste invece si dovrà attendere questo pomeriggio, quando saranno comunicati il report settimanale della cabina di regia e la decisione del Ministro della Salute Roberto Speranza. L'indice RT a 0,92 potrebbe far sperare in una prosecuzione della zona gialla, ma il complessivo peggioramento degli indicatori rischia di far pendere la bilancia sull'arancione, che scatterebbe da lunedì 8 anche per il resto della regione, risparmiato dalle misure dell'ordinanza. L'altra certezza è che sempre da lunedì scatterà la didattica a distanza per tutte le scuole medie, superiori e gli atenei del Friuli Venezia Giulia. Ricordiamo che in zona arancione bar e ristoranti possono lavorare solo per asporto, ci si può muovere all'interno del proprio comune, salvo necessità di lavoro, salute e urgenza. Resta consentita una visita al giorno per 2 persone, più minori o persone non autosufficienti, in un'abitazione privata dalle 5 alle 22. Per i comuni con meno di 5.000 abitanti ci si potrà sempre spostare nel raggio di 30 km, ma non verso i capoluoghi. Dall'8 marzo scatta la didattica a distanza anche per le scuole medie. Gli istituti si sono organizzati, il personale è formato e i dispositivi sono stati distribuiti. L'unica incognita è la connettività. Abbiamo intervistato Elena Venturini, dirigente dell'Istituto Comprensivo di Pozzuolo del Friuli. Il periodo dell'anno in cui questo accade è lo stesso dell'anno scorso. L'anno scorso l'ultimo giorno in presenza è stato il 24 febbraio, oggi ci ritroviamo con le scuole secondarie di primo grado a dover riattivare la didattica a distanza l'8 marzo, però con delle profonde differenze. Quest'anno siamo preparati, abbiamo avuto un anno sulle spalle di grandi lavoro e di esperienza per poter garantire da subito una risposta immediata e un'attivazione dei percorsi didattici. Il personale è formato, le scuole hanno avuto risorse per acquistare dispositivi Chromebook, tablet, PC da mettere a disposizione degli alunni più in difficoltà, sono già stati distribuiti e anche perché alcuni ragazzi li stanno utilizzando già per le attività extracurricolari come le certificazioni linguistiche che facciamo a distanza. Gli studenti hanno competenze nuove, oltre che informatiche, anche di autonomia e di gestione, e rimane il problema per alcune famiglie della connettività e comunque abbiamo un piano di didattica pronto, per cui i ragazzi hanno già l'orario, che avranno delle lezioni sincrone, per intenderci delle video lezioni, che partiranno da lunedì, hanno l'orario giorno per giorno di tutte le attività e quindi la partenza è immediata. Nessuna campanella è suonata questa mattina per gli oltre 100 studenti della scuola primaria da Negri di Udine e per i piccoli della scuola dell'infanzia di Paparotti. Ieri, in tarda serata, la dirigenza dell'Istituto Comprensivo IV ha comunicato ai genitori lo stop delle lezioni a causa della quarantena imposta dal Dipartimento di Prevenzione a tutto il personale ATA in servizio nei plessi di via Zucchi e di via Ugo Pellis. Erano le 21:30 circa quando i genitori hanno ricevuto l'inaspettata comunicazione via WhatsApp dai rappresentanti dei genitori. Asilo e scuola elementare chiuse fino a nuove comunicazioni. Ulteriori provvedimenti però potrebbero essere presi nelle prossime ore. L'interruzione delle lezioni non ha fatto scattare per gli alunni più grandi la didattica a distanza. L'amministrazione comunale di Povoletto dichiara guerra alla guida spericolata e mette in funzione una dozzina di box velox in tutto il paese. Si tratta di colonnine ben ancorate alla sede stradale che registreranno la velocità dei veicoli con il supporto di un agente della polizia locale. Quelle che saranno elevate, insomma, saranno sanzioni vere. Non si tratta di fatti di semplici dissuasori. Siamo andati a vedere come funzionano. Massima attenzione alla sicurezza sulle strade a Povoletto con l'installazione di uno strumento che limiterà la velocità e aumenterà la sicurezza per le persone che vivono e transitano in questa zona. Abbiamo installato questi che sono dei box velox praticamente su tutto il territorio comunale. In pratica sono 13, a cui si aggiunge la possibilità comunque di utilizzare l'autovelox classico. Il vantaggio di questi contenitori è che l'autovelox viene inserito all'interno,
basta un vigile, riesce a fotografare sia in un senso che nell'altro, per cui questo ci permetterà sostanzialmente non di fare repressione, ma di monitorare in maniera molto pregnante quella che è la velocità. I nostri vigili inizieranno tra qualche settimana l'intervento, lo faranno costantemente, quindi 2-3 giorni, 2-3 uscite per settimana, tanto basta fortunatamente un vigile per presidiare lo strumento, e questo credo ci permetterà di avere dei risultati, perché non si può andare avanti con persone che sfrecciano a 100 all'ora nei centri abitati. I carabinieri della stazione di Prata hanno rintracciato e denunciato per violazione delle norme sull'immigrazione 5 cittadini stranieri, un pakistano e 4 afghani di età compresa fra i 16 e i 28 anni. Ieri mattina, poco prima delle 11, in via Orderzos, era stata segnalata la loro presenza in strada. I giovani hanno detto di essere partiti alcuni mesi fa dai paesi di origine, giungendo in Romania a febbraio. Da lì hanno approfittato di un autotreno diretto in Italia e si sono poi allontanati a piedi all'insaputa dell'autotrasportatore. Visitati sul posto dal personale medico del 118, al termine delle procedure per l'identificazione, i 3 maggiorenni sono stati affidati a una struttura di accoglienza, mentre i 2 minorenni sono stati accolti dal centro di Montereale Valcellina, come disposto dalla prefettura di Pordenone, dove rimarranno per il periodo di quarantena. Analoga vicenda si era verificata il 25 febbraio con il rintraccio a Pasian di Pordenone di 6 afghani. La Digos di Udine ha incastrato il writer che da 1 anno e mezzo imbrattava la città. Si tratta di un 22enne con precedenti penali per stupefacenti e reati contro la persona e contro il patrimonio, vicino agli ambienti anarchici locali. Le indagini erano partite a settembre 2020 in seguito ai danni subiti da 3 esercenti di Piazza San Giacomo. Durante la notte qualcuno aveva imbrattato con pennarelli e bombolette spray i tavoli, le tende, le serrande e i muri. Apro e chiudo quando voglio, aveva scritto il titolare su un poster appeso sul balcone. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Cividale lo hanno sanzionato per abusiva somministrazione di bevande e alimenti in un capannone industriale dismesso nel comune di Manzano. L'attività, completamente abusiva in quanto sprovvista di autorizzazione, comporta una sanzione da 1.500 a 15.000 euro, più naturalmente il divieto di prosecuzione. Nel corso dell'accertamento della polizia è apparso subito chiaro come parte del capannone fosse stata adibita a locale con tavoli e posti a sedere, bancone di mescita e angolo cottura, servizi igienici con tanto di scritta VC per i clienti, ma anche area per giocare a freccette, il tutto senza modifiche strutturali al fabbricato. All'interno c'erano 8 persone intente alla consumazione che sono state multate. Il mondo dell'archeologia e della storia dell'arte antica piange la scomparsa avvenuta stamattina a Roma a 86 anni del professor Paolo Moreno, friulano, grande studioso e instancabile divulgatore, a cominciare dalle numerose e interessanti attribuzioni e identificazioni da Fidia Prassitele il Vecchio, fino all'enorme contributo sui bronzi di Riace. Proprio sulle meravigliose statue, scoperte per caso nelle acque calabresi, Moreno concentrò a lungo i suoi studi. Nato nel 1934 a Udine, dove ha iniziato gli studi classici al liceo ginnasio statale Jacopo Stellini, si laureò in archeologia cristiana con Adriano Prandi alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari. Per l'informazione è tutto, io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi lascio con A voi la linea. Buon pomeriggio.